Tragedia dell'A28, la Corte d'Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado, 7 anni a Dmitry Traikov, che uccise le due cugine Jessica e Sara. I genitori di quest'ultima urlano all'uomo assassino. Il caso della scarcerazione dei rapinatori delle tabaccherie è pronto una relazione che finirà sul tavolo del ministro Nordio. Una tempesta perfetta, la definisce il procuratore Martani. Palla l'avvocatessa di Oderzo, accoltellata da un cliente che poi si è tolto la vita. Il gesto di una persona fragile e disperata, dice. La professionista è stata dimessa dall'ospedale questa mattina. Il punto sull'inchiesta criptovalute: finora sono 700 i clienti truffati dalla NFT per un danno di oltre 23 milioni di euro, rogatorie in diversi paesi del mondo. L'aeroporto Canova è già al massimo delle sue capacità e non sono previsti né possibili ulteriori voli, così il presidente di Save Marchi, a margine della presentazione del nuovo masterplan dello scalo veneziano. Con l'ultima firma nei giorni scorsi il governo ha dato il via libera al decreto che da agosto imporrà il cartello con i prezzi medi regionali presso i distributori di benzina, i gestori sul piede di guerra. Domani la festa del patrono di Treviso, San Liberale. L'ULSS 2 ricorda che a seguito della unificazione aziendale la festività varrà per tutte le strutture della provincia, dove verranno garantite solo le attività essenziali di emergenza-urgenza. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre dunque con la cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado per omicidio stradale plurimo, omissione di soccorso e lesioni gravissime. Condannato a 7 anni Dmitry Traikov, che uccise, lo ricorderete, le due cugine Jessica e Sara lungo la A28. Non sono mancati momenti di tensione fuori dall'aula. Inizia a contare i giorni, assassino, sporco, inizia a contare i giorni, inizia a contare i giorni. Le ragazze lo valgono 6 anni, non si scappa così a un assassino e che mi quereli pure. Così i genitori di Sara Rizzotto hanno accolto la sentenza della Corte d'Appello che, confermando quella di primo grado, ha condannato a 7 anni Dmitry Traikov, l'imprenditore bulgaro di 62 anni che nel gennaio dello scorso anno a bordo di un SUV aveva investito e ucciso 2 giovani cugine, Sara Rizzotto appunto di 26 anni di Conegliano e Jessica Fragasso di 20 anni di Mareno di Piave, lungo la A28 nei pressi di Pordenone. Le 2 ragazze erano morte sul colpo, nell'incidente erano rimaste ferite anche le figlie di Sara, Elena e Sofia. Omicidio stradale plurimo, omissione di soccorso e lesioni gravissime le accuse nei confronti di Traikov, che dopo l'incidente aveva tentato la fuga a piedi per essere poi arrestato. I periti avevano accertato che il tamponamento fatale tra i mezzi era avvenuto a 180 km all'ora. In primo grado il GUP aveva escluso l'aggravante della guida in stato di ebbrezza, condannando l'imputato anche alla revoca della patente e a pagare provvisionali per complessivi 175.000 euro ai familiari delle vittime, con risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile. È stata una giornata dura, pesante, perché ogni volta che veniamo su questi posti ricordiamo sempre quel maledetto 30 gennaio, anche se non è dimenticato, però questi posti qua ci riportano ancora di più in quel pensiero là. E niente, possiamo dire che è stata riconfermata questi 7 anni, almeno nel nostro piccolo un po' di giustizia è stata fatta e altro non possiamo chiedere. Questo dobbiamo rimanere col nostro dolore e speriamo che vada prima possibile dentro in prigione, almeno quello ce lo devono. Il servizio di Umberto Bosazzi della redazione di Tele 4. Restiamo però in ambito di giustizia, resta in primo piano anche il dibattito, la polemica, il caso della scarcerazione dei rapinatori delle tabaccherie. Il procuratore di Treviso Martani dice pronta una relazione che sarà inviata presto alla Procura Generale di Venezia e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Una tempesta perfetta. Così ha commentato il capo della Procura di Treviso Marco Martani le concause che hanno portato oltre 20 giorni utili l'arrivo del fascicolo negli uffici del GIP di Venezia. Un blackout che ha consentito a Gary Peruzzetto e Ivano Pin, accusati di aver messo a segno una serie di rapine alle tabaccherie tra Treviso, Padova e Venezia, di ottenere la scarcerazione. Insomma, un vizio procedurale che ha rimesso in libertà, almeno per ora, i 2 indagati. Secondo il procuratore, alla base del disguido vi sarebbero questioni legate ad un'assenza per malattia di un funzionario, ritardi anche in procura e ritardi postali.
Presto sull'accaduto sarà inviata una relazione sia alla Procura Generale di Venezia che al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Fra l'altro, questa mattina Martani ha spiegato che non esiste la possibilità di trasmettere per via telematica atti come questi. L'utilizzo del TIAP, il trattamento informatico atti processuali, è in via di definizione, ma per ora, ha detto, dobbiamo affidarci alla trasmissione materiale cartacea dei documenti. Non ci sarà comunque una prossima volta. In caso di urgenza i fascicoli arriveranno direttamente con autisti dal Tribunale di Treviso. Fra le questioni da risolvere la carenza di organico, una vicenda che è stata commentata anche dal ministro Carlo Nordio a Treviso per il 25 aprile. Abbiamo già iniziato delle assunzioni e abbiamo dei progetti di assunzione per potenziare queste risorse amministrative. Il Veneto però è sacrificato su questo. Rimane la grande questione più volte sollevata dallo stesso Ministro della Giustizia sulla differenza del carovita fra le città. Lo colmiamo appunto incentivando le persone che vincono i concorsi a venire a lavorare qui. Però quando io ho fatto la proposta di aumentare lo stipendio a chi viene a lavorare in luoghi dove la vita è molto più cara rispetto ad altri, si sono subito sollevate le polemiche delle cosiddette gabbie salariali. Sui ritardi del servizio postale il Ministro si affretta a dire. È già in atto questo notevole progetto Polis che consente già e consentirà in futuro di aggirare tutte queste difficoltà attraverso la digitalizzazione, l'informatizzazione e la possibilità addirittura del cittadino di avere i certificati penali, ad esempio, alla posta direttamente presso la sua abitazione piuttosto che presso le procure della Repubblica che magari sono lontane. Parla l'avvocatessa di Oderzo, accoltellata in studio dal cliente che poi si è tolto la vita. Il gesto di una persona fragile, disperata, dice la professionista, è stata dimessa questa mattina dall'ospedale. Sono uscita, è già bello questo, insomma, riassaporare l'aria e la luce del sole, è bello poterla rivedere. Parla poche ore dopo essere stata dimessa dal reparto di ortopedia dell'ospedale di Oderzo l'avvocato Mary Zorz, accoltellata lunedì mattina nel suo studio dal 53enne Giuseppe Silvestrini, suo cliente. Di quegli istanti ricorda lo shock e l'ultimo sguardo che si sono rivolti. Ho bloccato lui, ho bloccato il coltello con le mani dopo essermi rialzata, lui mi ha guardato e non lo so, probabilmente ha avuto un attimo penso che abbia avuto un attimo di ravvedimento e mi ha guardato e si è girato e è andato via. Il 53enne è stato poi ritrovato cadavere nel casolare di famiglia a Mansuè. La professionista lo aveva implorato di non ucciderla, di non farlo per sua figlia. È stato il gesto di una persona in estrema difficoltà, aveva capito, avevo deciso di non seguirlo più. Probabilmente si è sentito per l'ennesima volta solo, probabilmente è stato quello. Una doppia personalità quel cliente che seguiva da tempo, come i due profili social dell'uomo, uno con una foto solare che lo ritrae in montagna, l'altro cupo. Io vedevo lui come quello del primo profilo, un profilo dolce, un profilo gentile, e poi ogni tanto in quella sede lunedì è comparso quell'altro Giuseppe, quello che non avrei mai voluto vedere. Mary è tornata a casa dal compagno e dalla figlioletta che cerca di tutelare dalla brutalità di quello che le è accaduto. Chiaramente ho una mano fasciata e dei lividi in faccia, dei segni in faccia, ho dovuto dirle che ho sferrato un pugno e che il pugno mi ha fatto male alla mano e che poi lui aveva un portachiavi con un taglierino. No, certamente non userò mai il termine coltello con lei. Zorza ha 30 giorni di prognosi, ma conta di tornare al lavoro a breve, malgrado la terribile esperienza vissuta. Immagino che ritornerò presto e mi prenderò qualche giorno. Non mi sono mai assentata neppure per la maternità, si figuri se mi assento per questo. So che ho necessità di farmi aiutare, fare un percorso mio per elaborare quello che è successo, ne sono consapevole. Il mio proposito è ricominciare con lo stesso entusiasmo che avevo prima e con la stessa empatia nei confronti dei clienti. L'ultimo pensiero, infine, per il suo aggressore. Vorrei dire a Giuseppe, se fosse qua, che comunque non ce l'ho con lui, che capisco che era soltanto tanto fragile e mi dispiace veramente tanto che abbia scelto una fine così.
mi dispiace veramente tanto. E adesso il punto sull'inchiesta criptovalute. Al 18 di aprile sono 700 i clienti truffati dalla NFT per un danno di oltre 23 milioni di euro. Si sta delineando in tutti gli aspetti l'inchiesta NFT. Al 18 di aprile sono saliti a 700 i truffati che hanno presentato querela, ma il numero potrebbe essere molto più alto perché non tutti hanno presentato denuncia. Ma chi è finito in questa trappola, ha spiegato il procuratore di Treviso Marco Martani, potrebbe comunque costituirsi come parte civile in un ipotetico processo in quanto vittima di un altro dei reati procedibili d'ufficio. Il danno da capogiro ammonta ad oltre 23 milioni di euro. Il numero delle denunce presentato è molto elevato, così come molto elevata è la somma complessivamente richiesta a titolo di risarcimento danni. Confidiamo che le attività poste in essere dalla Procura possano consentire agli investitori di recuperare almeno parte del capitale che sembrerebbe andato in fumo. La società, che aveva sede a Silea, avrebbe promesso guadagni anche del 10% mensili ai clienti che investivano in criptovalute, soldi che di fatto sono spariti. Per quanto riguarda la somma dei sequestri preventivi tra autovetture, terreni e denaro ammonta a 2 milioni di euro. 3 i vertici della NFT finiti nel mirino degli investigatori per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ma sotto i riflettori sono finite altre 35 persone. L'inchiesta avrebbe accertato che il meccanismo del cosiddetto arbitraggio, ovvero l'acquisto e la vendita di criptovalute su diverse piattaforme, meccanismo che avrebbe consentito di guadagnare con i differenziali di prezzo, non sarebbe in realtà mai avvenuto. I movimenti di denaro della NFT porterebbero a paesi quali la Lituania, Bulgaria, Svezia, Spagna, Croazia, Malta e Repubblica Ceca, verso i quali è stata inoltrata una rogatoria per le indagini bancarie, oltre al Regno Unito, Emirati Arabi e Stati Uniti, oggetto di un'attiva collaborazione a livello di polizia Interpol che potrebbe ricondurre alle medesime richieste. Lasciamo la cronaca giudiziaria, parliamo del futuro dell'aeroporto di Treviso. Ne ha parlato il presidente di Save, Enrico Marchi, oggi, stamattina, a margine della presentazione del nuovo master plan dello scalo Marco Polo di Tessera, e dice: l'aeroporto Canova di Treviso è già al massimo delle sue capacità e non sono previsti né possibili ulteriori voli. Noi consideriamo l'aeroporto di Treviso una parte integrante del nostro aeroporto di Venezia, nel senso che noi consideriamo di avere un aeroporto con 2 piste, una a Tessera e una a Treviso. A margine della presentazione del nuovo master plan dell'aeroporto di Venezia, con un investimento di 2 miliardi di euro ed una proiezione di oltre 20 milioni di passeggeri, viene toccata anche la questione aeroporto di Treviso. Il bacino di traffico è unico, afferma il presidente di Save, e non può che essere considerato complessivamente tra i 2 scali. Treviso ha già un master plan fino al 2030 e non sono previsti incrementi di voli. Quelli Ryanair spostati sul Marco Polo lì resteranno con buona pace degli operatori turistici di marca che lamentano il calo dei turisti inglesi. Non ha perso nessun volo, ma anzi ne ha guadagnati, e tanto è vero che oggi è al massimo della sua capacità. Quindi anche volendo non potremo portare voli in più a Treviso, e da qui è nata anche l'idea della nuova base Ryanair a Venezia per supportare la crescita del sistema nel suo complesso di questo aeroporto con 2 piste. Allora andiamo a Treviso per parlare della svolta nella gestione dei parcheggi. Dopo molti anni cambio nella fornitura, ma soprattutto del contratto di servizio, tutto a partire dal prossimo autunno. Cambio di gestione per i parcheggi a Treviso. Dopo molti anni APCOA lascia ad altre società esterne, ma soprattutto Casugana cambia il tipo di contratto. Per la prima volta dopo molti anni abbiamo voluto radicalmente cambiare l'approccio alla sosta, che da concessione passa ad appalto. Ciò significa che per tutte quelle politiche della sosta che fino all'altro giorno dovevano essere condivise con un concessionario, adesso l'amministrazione può decidere direttamente in maniera più veloce ed efficace. Fine quindi della contrattazione di fatto per ogni evento dentro le mura, ma non è l'unica novità. L'apporto delle società cambierà integralmente anche il sistema da un punto di vista operativo, quindi avremo nuovi parcometri, nuovi sensori, l'individuazione automatica della sosta libera,
un'app dedicata al pagamento e all'individuazione dei parcheggi, si potrà pagare il tempo effettivo, e quindi una rivoluzione tecnologica e anche di approccio culturale e metodologico alla sosta. Previsto anche il raddoppio dei controllori, ultimamente diventati sempre più radi. Una rivoluzione che non dovrebbe pesare ulteriormente sulle tasche degli automobilisti. Nessun tipo di aumento della tariffa, quindi tutto questo avverrà a parità di costo per l'utenza. Prevista anche la riscrittura dei numeri sugli stalli, che al momento rimarranno nelle stesse proporzioni tra blu, gialli e bianchi. Anche questa sarà una di quelle tematiche che noi potremo decidere direttamente, mentre prima doveva essere condivisa con il concessionario. Infine i tempi per il nuovo corso tra vie e piazze. In autunno dovremo entrare a pieno regime con il nuovo soggetto. E di qualità della vita a Treviso parla Giovanni Risato, lista Volt a sostegno del candidato del centro-sinistra Giorgio Denardi, ospite nella prima edizione di oggi. Per aumentare questa qualità della vita bisogna realizzare, tra le altre cose, una pedonalizzazione più coraggiosa. Servono alcuni servizi che possono rendere più semplice l'autonomia delle persone anziane, quindi mezzi pubblici con una cadenza più frequente, insomma, con maggiore frequenza, che siano molto più accessibili per l'ingresso nei mezzi, appunto, quindi tutti i mezzi dotati di pedane, marciapiedi sicuri per accedere. Ancora spazi pubblici, va bene nel centro, noi siamo molto favorevoli alla pedonalizzazione del centro con maggiore coraggio, siamo fermi da qualche anno e il piano che c'è e che si spera verrà approvato presto non è ancora molto coraggioso, le piazze restano parcheggi. Ma non basta il centro, anche nei quartieri avere delle piazze, dei parchi, dei percorsi accessibili e sicuri per chi si muove a piedi, in bici o con altri mezzi che non siano l'auto, sono molto importanti. E ancora rispetto a servizi, qualità della vita magari per i giovani, si torna un po' al tema dell'accessibilità della casa e delle politiche per la famiglia, che non sono per forza quelle del sgridare i giovani perché non fanno figli, ma ad esempio rendere più accessibili economicamente gli asili. E in quest'area d'Italia sono meno accessibili rispetto alla media europea e ce ne sono meno. Contrario alla pedonalizzazione invece Giuseppe Biseto del Popolo della Famiglia, anche egli ospite in prima edizione oggi, propone piuttosto di incentivare mezzi elettrici, auto, bici e monopattini. Sentiamolo. Stiamo andando verso un impatto sempre meno forte nella città, perché le macchine elettriche cominciano a prendere piede, eccetera. Quindi dov'è il problema di chiudere il traffico, di fare questo? Agevoliamo invece questo nuovo modo di vivere e di essere attraverso l'elettricità e cose. Quindi cosa serve chiudere? Fare? Sì, vabbè, quando a un certo momento l'aria non la farebbe? Ma io no, incentiverei l'elettricità, il muoversi con l'elettricità, dai monopattini elettrici alle biciclette alle auto elettriche. Perché bisogna chiudere e fare? Perché discontinuare a distruggere i grandi viale Fellincent per fare una pista ciclabile ai tempi di Gentilini e poi non ci va nessuno. Adesso Viale Europa si distrugge la strada più grande che potrebbe diventare il centro di una nuova città, ecco, secondo anche un vecchio piano regolatore, e invece si è distrutto. Quante biciclette ci vanno? Quanti pedoni ci vanno? Io lo faccio spesso e volentieri, non mi pare che si è dovuto distruggere la strada più grande. Per che cosa? Per muoversi in quale modo? Dobbiamo incentivare un altro modo, chiudere l'impatto dell'inquinamento attraverso quei modi nuovi che qui ci sono. Restando in città è stata prorogata di altri 30 giorni la chiusura dalle ore 20 alle ore 6, quindi serale notturna, delle attività commerciali di via Zengson. Il primo provvedimento era stato adottato lo scorso 6 marzo dopo una serie di esposti, lo ricorderete, segnalazioni dei residenti che avevano denunciato al comando di polizia locale situazioni di disagio causate da assembramenti e schiamazzi in ore serali e notturne favorite dall'apertura delle attività commerciali presenti sulla via. Oltre alle segnalazioni scritte e anche telefoniche, i residenti si sono incontrati a inizio marzo con i vertici del comando di polizia locale. Ora, dopo la scadenza della prima proroga, dopo ulteriori accertamenti della polizia locale che ha nuovamente sentito i residenti, è scattata la seconda proroga che scadrà il 26 di maggio.
Adesso pochi istanti di pubblicità e poi parleremo della rabbia dei gestori delle pompe di benzina. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Con l'ultima firma nei giorni scorsi il governo ha dato il via libera al decreto che da agosto imporrà il cartello con i prezzi medi regionali presso i distributori di benzina. E sul piede di guerra ci sono ovviamente i gestori pronti a ricorrere anche in Europa. Sentiamoli. Ecco, questo sarebbe il facsimile di quello che troveranno. Noi ci abbiamo aggiunto al facsimile delle righe sotto per spiegare ai clienti perché c'è questo cartello e per spiegare che questi prezzi non sono quelli praticati, perché poi succederà che il cliente vede questo cartello, vede il prezzo alla pompa e non ci capirà più niente. Non solo il prezzo self e quello servito da agosto, c'è la firma che mancava, anche questo cartello con il prezzo medio regionale così come stabilito dal decreto. Dovrà essere esposto 365 giorni all'anno. E così salgono almeno ad 8 i prezzi che un automobilista dovrà riuscire a leggere prima di decidere se fermarsi o meno a quella pompa. Voglio vedere una persona che arriva a 90 all'ora come al limite massimo di quella strada, anche se non si va proprio a 90 all'ora, come fa ad arrivare sull'impianto e aver capito già qual è sulla strada il prodotto che gli interessa, cioè è una follia. Un disagio per tutti, gestori e automobilisti, ma anche una potenziale situazione di pericolo. Usare l'informatica come funziona bene, almeno quando funziona bene, per eliminare il cartello, perché per noi è fonte di confusione. Tutto lì, quindi noi puntiamo a eliminare il cartello, non a modificarlo. Gestori che portano a casa, è bene ricordarlo, sempre solo 3,5 centesimi al litro di benzina erogato. Di recente l'ultimo calo nel mercato internazionale con i prezzi più bassi che vediamo alla pompa, eppure, conferma Parin, si potrebbe fare di più. In questi giorni c'è un ulteriore calo e guardando bene i numeri c'è ancora, volendo, le compagnie petrolifere potrebbero oggi abbassare il prezzo ancora di 7-8 centesimi al litro, rimanendo con immagini che avevano nel 2019. Perché il cliente è molto dinamico su questo, non è più come una volta che va lì tranquillo, adesso sta molto attento. Domani, giovedì 27, la festa del patrono di Treviso, San Liberale. Allora l'ULSS2 ricorda che a seguito della unificazione aziendale la festività varrà per tutte le strutture della provincia, dove verranno garantite soltanto le attività essenziali di emergenza-urgenza. Per quanto riguarda il patrono dell'ULSS numero 2, si è deciso, essendo la città capoluogo Treviso, che veniva per tutta l'ULSS numero 2 mantenuto il patrono di Treviso, cioè il 27 di aprile, San Liberale. Questo ovviamente porterà, perché sindacalmente è così, la festa del patrono viene sostanzialmente considerata una festa che deve essere goduta dai dipendenti, verranno ridotti i servizi in tutta l'azienda ULSS numero 2. Dunque, nel giorno della festa di San Liberale, giovedì 27 aprile, come negli altri giorni festivi, in tutto il territorio dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana saranno garantite solo le attività essenziali di emergenza-urgenza. Non saranno operativi i servizi CUP di prenotazione telefonica, le visite ambulatoriali, i servizi nei distretti sociosanitari, le attività amministrative, i centri vaccinali e i Covid Point. Abbiamo voluto evitare che si facessero 3 patroni, quindi con 3 disservizi sostanzialmente, che per poi alla fine, quando si fanno 3 patroni, succede che la gente magari che deve andare a fare un esame a Treviso che hub si trova chiuso, o viceversa, se uno va a fare degli esami a Pieve si trova chiuso un altro giorno, per cui abbiamo voluto uniformare. Questo siamo consapevoli, potrà creare qualche disagio, ce ne scusiamo, ma ormai stiamo parlando di ULSS unica e quindi diciamo abbiamo fatto questa scelta. Quindi ricordate, in tutto il territorio dell'ULSS 2, quindi non soltanto a Treviso, questo è molto importante. Castelfranco adesso, Castelfranco che celebra la sua Tina Anselmi con una mostra di bozzetti dalla quale presto nascerà una statua. Castelfranco Veneto celebra la sua Tina Anselmi con una mostra allestita fino al 21 maggio nel foyer del Teatro Accademico, curata dall'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Bozzetti di giovani artisti dell'Accademia corredati da materiali di studio, schizzi, disegni, notazioni a lei dedicati. Un'occasione per riaprire pagine di storia della Repubblica, quella bella, raccontare le grandi riforme che resero l'Italia un paese più giusto. I bozzetti serviranno per realizzare una statua. Penso che al termine di questo progetto Tina Anselmi avrà il giusto posto che deve avere all'interno della storia della nostra Repubblica.
È stata prima in tante cose, prima donna ministro, è stata prima nella ricerca del superare le diseguaglianze di genere, ha rivoluzionato il sistema sanitario. 3 generazioni di differenza, tante ne passano tra Tina Anselmi e gli studenti che hanno realizzato i bozzetti. Forte il legame tra Tina Anselmi e Castelfranco, la statua sarà collocata nella centrale piazza Guidolin. Bisogna lavorare sempre durante tutto l'anno per riportare testimonianze dirette e indirette e promuovere quei valori che oggi insomma ci fanno vivere bene, ma come diceva Tina, nessuna vittoria è irreversibile e quindi bisogna che in qualche modo i ragazzi sappiano che lo status quo, per mantenerlo, bisogna coltivarlo, bisogna che i ragazzi sappiano, abbiano consapevolezza, come diceva lei, che ognuno deve dare il proprio contributo. Quindi la partecipazione, il coinvolgimento delle scuole è fondamentale. A San Zenone degli Ezzelini invece un nuovo cippo per rendere onore agli artiglieri andati avanti. Inaugurato a San Zenone degli Ezzelini il cippo dedicato alla locale sezione degli artiglieri d'Italia. In tanti hanno partecipato alla sfilata accompagnati dalla banda Girasole, seguendo poi la Santa Messa. A seguire l'alzabandiera con l'inno, l'onore ai caduti con deposizione della corona e lo scoprimento del cippo caratterizzato da un pezzo di bomba ornata di fiori, simbolo di pace e prosperità contro l'orrore di tutte le guerre. È stato bello questi giorni passare di qua e che i volontari, gli artiglieri erano qui, che curavano nel minimo dettaglio questo cippo che oggi abbiamo inaugurato. Momento particolare lo speciale riconoscimento al più longevo della sezione, Camillo Fietta, 94 anni, artigliere dal 1950, che ha reso omaggio al nuovo cippo posizionato accanto al monumento ai caduti vicino alla chiesa. Chiudiamo questa pagina trevigiana con gli auguri di buon compleanno alla signora Enrichetta Viale, che ieri ha compiuto 102 anni ed è stata festeggiata dai figli e dai nipoti. Originaria di Sant'Elena di Silè, sta adesso ospite in casa di riposo a San Stino di Livenza. Terza di 10 figli, è rimasta l'ultima in vita, ma non l'unica così longeva. L'anno scorso è mancata la sorella Severina, anche lei di 102 anni, e 3 anni fa un'altra sorella, Adele, di 97 anni. Enrichetta da giovane è stata mondina in Piemonte, ritornata in Veneto ha sposato il marito Angelo e poi si è sempre dedicata alla famiglia e al lavoro nei campi. A festeggiarla i figli Maria Luigi ed Egidio, 7 nipoti e 4 pronipoti. Auguri davvero alla signora Enrichetta Viale per i suoi 102 anni. Adesso noi andiamo nel Bellunese. E partiamo da un lutto a Valle di Cadore, perché un infarto ha stroncato la vita a Gianfranco Marangona, assessore ai lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica del comune guidato dalla sindaca Marianna Offer. 73 anni, originario di Cadoneghe nel Padovano, una laurea in architettura conseguita all'Università di Venezia. L'assessore Marangona si era trasferito in giovane età a Valle di Cadore per sposare la sua Rosa Antonia da corte. Molto impegnato nella vita amministrativa, per lungo tempo aveva lavorato all'ufficio tecnico del comune di Cortina d'Ampezzo per la redazione del piano regolatore tuttora in vigore. Dopo la pensione il suo impegno era rimasto immutato. Nel 2020 era sceso in campo con la lista civica in comune per sostenere attivamente la candidata sindaca Marianna Offer, che successivamente all'esito del voto lo aveva voluto con sé nella giunta. I funerali di Gianfranco Marangon saranno celebrati sabato mattina nella chiesa di Valle di Cadore. La cronaca ha denunciato dalla Guardia di Finanza di Venezia un 59enne veronese che vendeva falsi d'autore, vittima un professionista di Belluno. Da De Chirico a Picasso, opere d'arte che venivano commercializzate come originali ma che in realtà la Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura di Verona, ha scoperto essere falsi. Partendo da dei prezzi troppo bassi è iniziato il monitoraggio. È emerso che in realtà, attraverso confronti delle opere con gli esperti d'arte e con gli archivi che detengono le certificazioni degli originali, è stato accertato che le opere d'arte che erano state poste in commercio da questo mercante d'arte di Verona erano in realtà tutte contraffatte. Si tratta in particolare di 11 quadri, di 11 opere d'arte, gran parte erano quadri, 4 delle quali sono state sequestrate. Tutte risultate vendute tra il 2019 e il 2022 da un mercante d'arte 59enne veronese a un professionista di Belluno. Si era accorto che questi
c'era qualcosa che non andava su queste opere d'arte, tant'è che quando aveva dei sospetti si rivolgeva al mercante, il quale, capito di essere stato scoperto, le sostituiva, chiedeva indietro l'opera d'arte su cui c'era il sospetto e ne dava un'altra in cambio, sostituendola appunto con un'altra che però era parimenti falsa. Dopo aver effettuato i controlli per provarne l'autenticità, analizzando sia le opere che le relative certificazioni, è stato possibile dirimere i dubbi, dimostrando dunque la falsità delle opere, vendute a circa 20-30 mila euro ciascuna. L'attività del mercante era particolarmente sviluppata su tutto il territorio nazionale. È stato denunciato per truffa nei confronti ovviamente di questo collezionista, per ricettazione e per contraffazione di opere d'arte. Fuga di gas all'interno della scuola secondaria Tiziano a Pieve di Cadore. Questa mattina poco dopo le 8:30 l'intero plesso è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco chiamati dal personale scolastico. Alunni e docenti, 140 persone in tutto, sono state fatte uscire dalla scuola mentre i pompieri con l'ausilio di un cercagas hanno verificato i locali. All'interno di una stanza utilizzata da terzi sono state trovate alcune bombole di GPL collegate a utilizzatori dai quali fuoriusciva proprio il gas. Bloccata la perdita e arieggiati i locali, studenti e personale scolastico sono stati fatti rientrare in sede. Le operazioni si sono concluse alle 10:45. Lasciamo la cronaca, è stata rinviata, data da destinarsi la presentazione del nuovo presidente, del nuovo direttivo del GAL Prealpi Dolomiti. Un tempo che si presume possa essere utile per condividere idee e fare sintesi dei programmi del gruppo di azione locale, espressione pubblico-privata del territorio delle Prealpi. In lizza per la carica di presidente ci sono la sindaca di Limana, Milena De Zanet, sostenuta da Fratelli d'Italia, e il collega di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, rappresentante dell'area centrosinistra moderata. Ci si chiede se sarà battaglia. Il presidente uscente del GAL Prealpi e sindaco del comune di Alpago, Alberto Peterle, chiarisce: non vogliamo arrivare alla conta dei voti. Nei prossimi giorni perciò proseguiranno gli incontri per le nuove nomine di un GAL che per la missione e per ciò che rappresenta a livello territoriale dovrebbe restare al di fuori delle logiche di partito. Vedremo cosa accadrà. Adesso torniamo, riavvolgiamo il nastro a ieri per parlare di un 25 aprile che è stato sentito e partecipato ieri in provincia a Feltre e nel capoluogo. Le manifestazioni hanno chiamato una nutrita schiera di cittadini, soprattutto giovani, che hanno sfilato insieme alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche ed Arma. Da Piazza Isola fino al monumento ai caduti, dinanzi al viale che conduce al cimitero urbano, gli anziani e i giovani della rete degli studenti medi, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'Arma con i loro vessilli. Un folto numero di persone, preceduto dalla banda comunale guidato dalla sindaca di Feltre Viviana Fusaro, ha attraversato la città per la celebrazione del 78° anniversario della liberazione. La Resistenza fu un movimento di popolo suffragato dal consenso di tutte le classi, un movimento che unì giovani e anziani, generazioni diverse, elementi delle più varie estrazioni politiche e sociali, accumulandoli in una lotta nuova e al tempo stesso antica, come sono le battaglie per la libertà, per l'indipendenza, per la giustizia, contro i miti della violenza e del diritto della forza. Viviana Fusaro ha parlato del ricordo che accomuna tutti i caduti, non implica rancore o esaltazione di violenza cruenta, ma il rinnovamento di un impegno assunto in circostanze storicamente eccezionali e tuttora valido e di stimolo. Al termine della cerimonia, l'arciprete della concattedrale di Feltre, Don Angelo Balcon, ha guidato un momento di riflessione mentre nell'aula magna del Carenzoni, Marcello della Valentina, ha presentato il suo libro che racconta la storia di Nicolotto da Celarda, il primo partigiano delle montagne bellunesi. Anche nel capoluogo grande partecipazione, in centro alla cerimonia per l'anniversario della liberazione. Alza bandiera al pennone di Piazza Martiri e corteo per la deposizione di una corona al Monumento alla Resistenza. Il sindaco De Pellegrin nel suo intervento si è soffermato sul valore della libertà e di quanto questo sia fortemente collegato ai concetti di democrazia e comunità. Una libertà, ha affermato De Pellegrin, conquistata faticosamente, sudata e sofferta da una comunità che con la lotta dal basso di uomini e donne coraggiosi hanno scritto la storia morale del nostro paese.
Chiudiamo con il salvataggio di un border collie di 3 anni finito in un dirupo profondo circa 100 metri e salvato dai militari della stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina. È caduto ieri quando i finanzieri sono stati allertati dal proprietario del cane di cui aveva perso le tracce dal pomeriggio del giorno precedente. Attivate le ricerche, il border collie è stato individuato ferito ma vivo. I militari si sono calati a più riprese lungo la parete del dirupo e sono riusciti a recuperare il cane, che è stato riconsegnato al suo proprietario. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'alta pressione concederà una fase di tempo soleggiato e mite sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 27 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Non sono attese piogge e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature in aumento, minime tra 3 e 10 gradi, massime invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, il cielo sarà limpido o velato con qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche qui soleggiato ovunque con alcuni tratti un po' più nuvolosi. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.